Presto avvicinato e superato da JJ che ha all'esterno Grifondoro, Lurconia. JJ ha mostrato dal suo esterno è facilissima la vittoria per Gigi Grigio contro Luca Fresu in sella a precedere il numero 9. Auguri Franco. Controllami che ci siano tutto a posto. Tutto a posto. Ma il figlio di Zaem è Gianluca. Ah ok, allora l'annello deve essere. Gianluca Fresu per la vittoria di Gigi il Grigio. Insomma, un cavallo che vince bene, stacca bene in fondo. Un po' raccontaci la cosa. No, niente, che era regolare, insomma, quello lo sapevamo già, aveva lavorato anche bene. E avevo qualche dubbio solo sulla sgabbiata perché solitamente un po' si muove in gabbia, invece oggi insomma ha fatto tutto bene da professionista vero e quindi niente, poi la corsa è venuta anche bene, sono partito avanti, mi sono fatto sfilare da 2, ha seguito bene l'andatura e una volta arrivati in curva insomma mi sono accorto di essere un po' meglio ed è andato, ha fatto una bella addirittura, insomma fresco, ha staccato bene, quindi sono molto molto soddisfatto. È piaciuto tanto nel finale proprio perché ha staccato da cavallo che sembra Sincero, regolare, insomma questo è la cosa che è piaciuta di più, dai. sì, figlio di Zaim, Ninja di Tempi è figlio della campionessa Vitulia. La linea non si discute, quindi insomma il sangue alla fine poi ritorna sempre. Senti, l'ultima battuta, ti chiedo se in erba ti aspetti subito una conferma così. Ma io penso di sì, insomma, ha fatto qualche lavoretto, non lavori seri, però pare che non abbia problemi anche sul terreno un po' più scorrevole. Dai. Senti, chiudo ovviamente facendoti i complimenti, tu sei il morning jockey ufficiale, però il cavallo è a nome ancora di zio Tonino. Sì, è a nome del vecchio, ancora che ritorna alla vittoria insomma, dopo un po' di anni, la cosa che mi soddisfa ancora di più è questa. Mi piace. Sì, senz'altro. Complimenti Gianluca. Grazie. Tonino Fresu al training di Gigi il Grigio, dopo tanti anni si ritorna a vincere zio Tonino. E beh, ci voleva questa, insomma, sono contento, soddisfatto, un cavallo che abbiamo preparato come si deve, diciamo così, a parte che abbia vinto, ma insomma il cavallo c'è, insomma. Senti, ti chiedo una cosa, dall'alto della tua esperienza, sicuramente cavalli ne hai visto tanti, questo cosa ti lascia intravedere per il futuro? Ah, questo è un cavallo come altri che ne ho montato, per me è un cavallo di fondo, insomma, un cavallo che fa anche la distanza perché si è notato, è partito davanti, poi l'ha tenuto un po', eccetera, ha girato a largo anche in curva, poi appena l'ha impugnato per la cavalcato, insomma il cavallo ha risposto bene, si è messo sull'azione sua, una grande azione, sembra che non stia andando, però il terreno lo recupera. Sì, una bella falcata che copre tanti metri di terreno, infatti ha fatto il voto. Esatto, è quello che c'ha, è la falcata lunga che ha lui. Poi è tranquillo, è un cavallo calmo che si riserva durante la corsa, si riserva lui stesso, capito? In allenamento non sembra che vada così perché si tiene, non è il cavallo che dà tutto quello che deve dare, ecco. Complimenti a Tonino Fresu per questa vittoria e in bocca al lupo per il futuro. Ti ringrazio, grazie, sono contento che ho rinnovato di nuovo la patente dall'anno scorso e quest'anno meno male. Quanti anni? E beh, oltre 45 anni di cosa, cioè di allenatore come fantino e professionista nel puro sangue. Nei mezzi sangue c'erano più di 50 anni. Insomma, Forse hai battuto il record oggi. Ma come il record? Dell'allenatore più anziano a vincere una. Io ringrazio Gesù Cristo che a questa età mi ha lasciato avere qualche soddisfazione. Ecco. Certo. Complimenti ancora. Ti ringrazio, grazie.